da qua non mi vedete, vero? Potete fare, scusate, voi pensate che stia scherzando, però è giusto che le foto vengono fatte a tutte le foto e riprese video, vedo che sono colori altri, però posso scendere adesso, sì, più o meno sì, dai, le foto le avete fatte, pronte ragazze, adesso occhi chiusi. Sono state finora molto brave perché dietro la giuria c'è uno specchio e nessuna di voi si è fatta distrarre perché abbiamo fatto delle prove, dove vedete che magari davanti allo specchio si sistemano, occhio perché i giurati vi guardano lì, non vi fate distrarre da quello specchio da dietro. Bene, pronte? Concorrente numero 1, se costa, prego, adesso dico solo il numero e il nome e lo lasciamo sfilare, perché sono libere di affrontare la passarella senza questa bocciaccia che li disturba di far magari perdere il ritmo. Numero 1, Giulia, vai! Concorrente numero 2. Quindi la numero 3 è sempre Jessica. Poi abbiamo Camilla, concorrente numero 4. Prontissima, concorrente numero 5. È la volta di Veronica, numero 6. Angelica, numero 7. Con Giada, concorrente numero 8. Pronta Serena? Vai!
bici numero 11, prego. E quindi abbiamo Giulia, concorrente numero 12. Gaia, pronta? Gaia Ginevra, concorrente numero 13. 14, pronta Laura? Prego. Ricordiamo tra l'altro che la prima e la terza che vincono il titolo di Miss Miluna vincono un gioiello Miluna questo pomeriggio. Bene. Angelica, tocca a te. Laura, tocca a Laura, concorrente numero 16. Anche Angelica, numero 18. Anche Giulia, concorrente numero 19. Quindi andiamo con Melania, concorrente numero 20. No, non sono la numero 21. State tranquilli. Allora, com'è andata? Vedo delle belle facce sorridenti e soddisfatte. Poi, se qualcuno sta vedendo le riprese, dice, ma quello è pazzo, guarda in aria e vede i volti. No, qui intorno è il centro commerciale Le Piramidi a più piani ed è per questo che io vedo molti volti da su. Sono impazzito, abbiamo le telecamere, oramai siamo sempre sotto telecamere, o smartphone, o telefonini, o immagini. E quindi uno quello che dice, potrebbe dire, pensate uno che guarda, magari sta guardando il computer e sente il presentatore che dice guardo lassù e vedo volti su Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, che sta facendo il lavoro
per le ragazze forse più importante, perché prima c'è la sfilata, poi c'è il ritiro delle schede e il conteggio. Abbiamo dei giurati però che ci garantiscono sicuramente quell'esperienza, perché loro hanno davvero la responsabilità di individuare la vincitrice, e poi ricordiamo che le prime 4 classificate di oggi parteciperanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia, quindi insomma staremo a vedere. Però ricordatelo sempre, il primo passo, quello più importante per arrivare alle prefinali, è vincere una selezione. Questo è un rito ormai che si porta avanti da 77 anni, perché Miss Italia quest'anno compie i suoi primi 77 anni, e quindi questo è un rito che tutte le sere, in tutte le selezioni, in tante città, anche oggi in giro per l'Italia, si sta celebrando. E Alice Sabatini, che vedete bellissima in queste immagini qui di fronte a noi, Sofia Loren, che non fu Miss Italia ma venne creato per lei il titolo di Miss Eleganza, insomma tutte quante per diventare Miss Italia hanno partecipato alla selezione e l'hanno vinta, e da qui è partito il loro percorso. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutte le ragazze che ci hanno fatto compagnia oggi. Bene, 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 adesso arriva il momento più complicato, perché è complicato anche per noi, perché in fondo con queste ragazze credo che abbiamo già fatto 11 selezioni in Veneto, quindi un numero veramente importante, e molte di loro ci seguono, e la cosa ci fa molto piacere. Si instaura anche così un rapporto di amicizia con queste ragazze, per fortuna. E quindi ancora un applauso per le vere protagoniste di questa giornata, le nostre 20 candidate al titolo di Miss Luna Le Piramidi. Eccole qui. Adesso la foto me la faccio anch'io. Ti è Parisotto, così imparo. Anzi, Parisotto, Parifoto. Io ogni serata riesco a trovare, scusate, io parlo sempre di serata, è la deformazione professionale, quindi passatemi la parola serata anche alle 5 del pomeriggio. Vabbè, allora, ragazze, questa scala che, come tutte le scale nelle sfilate, creano sempre un po' di apprensione e di ansia, perché comunque bisogna affrontarla in una certa maniera. Se in queste prime uscite magari non vi stava molto simpatica, adesso vi deve stare simpaticissima questa scala, perché le premiazioni si faranno lì sotto, e quindi chi farà questa scala è perché ha vinto una delle fasce in palio. Bene, detto questo, io mi faccio un po' indietro, perché altrimenti ho tutti gli appunti qui. Guardate come si sono voltate tutte le ragazze da parte. Voi non mi guardate. Vorrei però prima un applauso per 2 amiche che ci sono venute a trovare oggi. Aspetta che chiudo. Hanno gli occhi ste ragazze. Allora, dicevo che il bello di Miss Italia, alcune ragazze vogliono rimettersi in gioco, altre invece, e fanno molto bene, che hanno già acquisito i titoli per andare alle finali regionali, si ripresentano in alcune selezioni. E perché lo fanno? Perché vogliono fare gruppo con le altre ragazze, e questo è bellissimo, perché magari fare un po' di passerella, un po' di palco può servire come ottimo allenamento, perché guardate che è importante anche questo. Oggi noi abbiamo qui 2 ragazze che sono già ammesse alle finali regionali Veneto, che però si sono mescolate in mezzo a loro, e che io le voglio presentare prima delle premiazioni, perché loro sicuramente, noi l'abbiamo notato, erano le più tranquille, perché ovviamente sanno di essere già alle regionali. Io le ringrazio, non l'abbiamo detto alla giuria, perché a noi fa piacere comunque che la giuria le voti tutte, anche perché possono essere comunque dei parametri interessanti. Io vorrei un applauso per la concorrente numero 19, Giulia di Altivole, e la concorrente numero 20, Melania. Da che parte siete? Fate un passo avanti, fatevi vedere, perché loro sono già finaliste regionali, ci sono venute a trovare, hanno voluto partecipare, anche perché il regolamento dice che una può ambire al primo titolo, però ovviamente noi le abbiamo presentate a questo punto come ospiti, quindi complimenti. Io infatti l'ho detto, l'abbiamo notato prima, eravate le più tranquille. Le prime 4 vanno alle finali regionali, per le altre invece c'è comunque un importante titolo in palio. La 6ª classificata sarà premiata dalla signora Antonella Marinello, rappresentante qui di Dermal Institute, perché appunto la fascia della 6ª è a lei dedicata. Signora, si metta pure qui al centro e guardi i giurati,
perché a questo punto, così a favore dell'obiettivo fotografico ovviamente, a questo punto possiamo dire che la sesta classificata in occasione di questa selezione Miss Miluna alle Piramidi è la concorrente numero 10 Lisa Carbognin di Verona. Resta pure giù sopra, sì, stai giù, resta, le vincitrici le lasciamo giù. Allora, quinta classificata, Miss Interflora, però approfittiamo dell'amico Andrea Grassi di Miluna per premiare la quinta classificata, anche perché poi sono tutti sponsor di Miss Italia, una grande famiglia Miss Italia, e quindi grazie Andrea per esserci venuto a trovare. Quinta classificata, Miss Interflora, è la concorrente numero 18 Angelica Rovoletto di Verona. E a questo punto andiamo alle prime 4, titoli importantissimi perché queste 4 concorrenti che andiamo a premiare parteciperanno di diritto alle finali regionali. La quarta classificata assegniamo il titolo di Miss Tricologica, abbiamo con noi Nicola Caruso. Grazie Nicola per esserci venuto a trovare, rappresenta Tricologica, quindi il suo salone che è presente all'interno del centro commerciale Le Piramidi. Se volete informazioni su Tricologica, se volete approfittare dei servizi di Tricologica, approfittate appunto del signor Nicola Caruso che vi dà tutte le informazioni in merito. Lo trovate qui alle Piramidi, quindi dovete fare anche poca strada e quindi sicuramente sarà un piacere ospitarvi nel suo salone. Nicola, lei va a premiare la quarta classificata, le sta guardando con attenzione, io non so se arriverà dalla parte destra o sinistra, però sono sicuro che la quarta classificata è la numero 9, Serena Busnardo di Bassano del Grappa. Grazie Nicola, grazie davvero e grazie agli amici di Tricologica. Bene, abbiamo parlato di Aurora e quindi con noi è prontissimo Andrea Motta in rappresentanza appunto della famiglia Motta che gestisce il titolare dei negozi Aurora. Parliamo di Miluna, questo bellissimo gioiello che vedo già pronto sulla gradinata, e questa fascia, Miss Miluna terza classificata, che va alla concorrente numero 16 Laura Ronca di Verona. Arriva il gioiello che va a Miluna, terza classificata. A questo punto, seconda classificata, e invitiamo il signor Paolo Bovo. Attenzione perché ricordiamo che Serena Busnardo, quarta classificata, va alle finali regionali, insieme alla terza classificata Laura Ronca, e insieme a loro ci sarà anche la seconda classificata Miss Rocchetta, che è la concorrente numero 4 Camilla Marcante di Vicenza.
quasi ho scendo con voi perché voglio meglio vero fotografo, ma risotto era ora che tu scendessi e finalmente libera la corona, il tricolore di Miss Italia, perché voglio viverla insieme a voi. Amici del pubblico, io inviterei sul palco Piero Bernardi, il direttore delle Piramidi. Buonasera a lei, grazie per averci ospitato. Vuole aggiungere qualcosa? Grazie a voi tutti, un complimento e un ringraziamento particolare va chiaramente alla giuria, un complimento a tutte le ragazze, un in bocca al lupo alle fasciate per il loro proseguo e grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie a lei per averci ospitato. Poi ovviamente Andrea Motta, perché c'è il gioiello Miluna per la prima classificata. Buonasera Andrea, tutto bene? Come va Aurora? Benissimo, ringraziamo tutti i nostri clienti e vi invitiamo a venirci a trovare a vedere le collezioni nuove. Molto bene, insieme a noi ci sarà Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashoe.it, che porta la corona. Una parola anche a Paola, perché è lei che gestisce in Veneto in esclusiva le selezioni e tutti gli eventi legati a Miss Italia. Paola. Cosa devo dire? Il posto è veramente molto bello, poi questa visuale è anche un po' inquietante, no? Penso che si parlava anche prima nel backstage con le ragazze, questa arena è molto bella e suggestiva, brave tutte le ragazze, è un concorso, ci sono 6 ragazze fasciate, adesso sentiremo la prima, ma posso dire con serenità e tranquillità che anche per tutte le altre Miss Italia continua. Ci sono altre selezioni, grazie alla direzione del centro commerciale che ci ha ospitato e a tutto il personale, perché sono stati veramente direttori squisitissimi e ci hanno dato la possibilità di poter lavorare in maniera molto tranquilla. Grazie. Io lo so ragazze che voi state pensando il peggio di noi in questo momento, ma dovete avere, questi sono i tempi dello spettacolo, abituatevi. Bene, come ha giustamente detto Paola e l'abbiamo detto più volte, siete tutte in gioco le prossime selezioni, perché Miss Italia è per fortuna ancora molto lunga, l'importante è tenere duro e non abbattersi mai, questa è la raccomandazione che vi facciamo in camerino e la facciamo davanti al pubblico, anche perché poi la Paola è la tenutaria, ovviamente voi lo potete sapere, delle classifiche e i punti di distacco erano davvero molto pochi, quindi significa che la giuria è sempre in difficoltà a scegliere. Però, detto questo, direttore, dobbiamo andare a premiare la prima classificata. E la prima classificata è, a volte la matematica è una cosa razionale, però ci sono cose che fanno parte anche del destino, perché la concorrente numero 1 è la prima classificata di questa sera, Giulia Lorenzin di Bassano del Grappa. Noi siamo in una posizione privilegiata, poi un applauso particolare lo vorrei per la nostra concorrente 19-20 Giulia Melania, voi siete già delle finaliste, quindi ecco perché sorridete più delle altre. Ecco perché sorridete più delle altre. Bene, io a questo punto torno da questa parte, a questo punto Alpitour, c'è la signora di Alpitour in rappresentanza di Alpitour con l'omaggio, ci viene a trovare la giurata, ecco qui, che viene data la prima classificata. Ecco qui abbiamo con noi Caterina Rispo di Renoris Viaggi in rappresentanza di Alpitour. Bene, a questo punto che possiamo fare? Che possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo concluso. Allora, io voglio un applauso per tutte loro. L'applauso delle prime di nuovo. Invece un bel applauso lo facciamo a voi che ci avete seguito con così tanta simpatia e attenzione. A questo punto la selezione di Miss Meluna alle Piramidi è terminata.